Nato in Cadore nel 1945, Luigi Ciotti viene ordinato sacerdote nel 1972. Da allora la sua instancabile attività pastorale è dedicata all'accoglienza dei più deboli, dipendenti dalla droga, dall'alcol, dal gioco d'azzardo, le prostitute, per allargarsi poi a migranti e alle vittime dei reati. È il fondatore del gruppo Abele e di Libera, noto a tutti per la sua lotta antimafia. E in tutto il mondo io dico che sono veneto, sono nato a Pieve di Cadore e che ora le Dolomiti sono diventate patrimonio dell'umanità, quindi anche io faccio parte del patrimonio dell'umanità. Da Pieve partì la sua avventura cristiana lunga una vita, grazie soprattutto a due persone eccezionali. Mio padre e mia madre, che con il loro amore, con i loro sacrifici, le loro fatiche, le loro speranze, hanno permesso a me di mettere in gioco la mia vita, di poterla spendere anche per fare un servizio alla collettività. E ad un grande amico cadorino vuole dedicare proprio questo premio. Un poeta, un artista, Romano Tabacchi, che se n'è andato pochi mesi fa. Parla per il Consiglio Veneto il presidente Ruffato e dice: con questo premio vogliamo sottolineare quanto sia decisivo l'impegno coraggioso, continuo e umile in sostegno di valori come carità, giustizia, etica e responsabilità. Un riconoscimento che commuove il sacerdote di ferro, combattente in prima linea contro la mafia e per la legalità, una lotta da non trascurare affatto anche nel suo Veneto. Io avevo visto i calli alle mani a tanti imprenditori che si sono inventati di tutto per dare dignità e speranza a tante persone. Questa è una terra vera, profonda, onesta. Terra di gente forte che deve combattere contro la minaccia di anime nere. Non ci possono essere ci sono delle ombre, certamente come dappertutto, andare a cancellare il valore di questa terra.